C'è una Sardegna che non crede ai luoghi comuni, che cambia, che innova. Abbiamo creato un nuovo modello economico fondato sulla fiducia, sulle relazioni e sulla forza del gruppo. Una rete in cui migliaia di imprese e professionisti si finanziano reciprocamente senza interessi. Un mercato in cui trovare nuovi clienti e sviluppare nuove e durature opportunità d'affari. Da 5 anni stiamo costruendo insieme, giorno dopo giorno, l'isola di domani. Diventa anche tu parte attiva del cambiamento. Partecipa a sardex.net, un'economia fatta di persone. Sono Fabrizio, della pizzeria Il Teatro di Cagliari, di fronte al Teatro Massimo. Siamo da un anno con EIA Energia. Io lo consiglio a tutti perché innanzitutto si risparmia e poi sono sempre a nostra disposizione. EIA Energia. Energie con te. Buonasera a tutti e grazie ancora di essere qui. Abbiamo oggi la fortuna e l'onore di ospitare una tappa di un festival straordinario che si chiama Entula presso il nostro festival. Quindi ora lancerei la sigla e ci rivediamo fra pochissimo. Di nuovo buonasera. Allora, io chiamerei subito Francesca Casula con noi e ci facciamo raccontare un po' di più di Entula. Buonasera a tutti. Ciao Francesca, benvenuta. Ciao Carlo, grazie. Allora, noi abbiamo pensato non si potesse non avere una tappa di Entula a Mixas, soprattutto perché quest'anno il tema è l'intelligenza connettiva. Diciamo che questo festival policentrico diffuso su tutta l'isola, che si estende tutto l'anno e che va a toccare anche i centri più piccoli, è diciamo un piccolo motore in termini di connettività, di creazione di relazioni. Ci vuoi raccontare un po' cosa avete fatto? Quest'anno è stato un anno con dei numeri eccezionali, insomma. Sì, in effetti questa è stata la terza edizione perché è ancora in corso del Festival Entula, che è passato dai 3 mesi della prima edizione ai 4 della seconda, ai 7 mesi di quest'anno, perché è partito ad aprile e finirà a dicembre. È in realtà un vero e proprio anti-festival perché scardina il concetto di concentrazione di offerta culturale in un unico luogo in 2 o 3 giorni, che è bellissimo e funziona ed è giusto che ci sia, però Entula vuole essere una cosa diversa, cioè vuole portare l'offerta culturale dappertutto e tutto l'anno. Quindi quest'anno abbiamo toccato più di 40 comuni in tutte le province sarde con più di 100 eventi. Sì, diciamo anche autori importantissimi in piccolissimi comuni, quindi questi comuni diciamo per un giorno diventano il fulcro, un centro di attrattività importante. Vuoi farci un po' di esempi degli ospiti che avete avuto quest'anno e di quali comuni avete toccato? Ma, ci sono molti comuni che hanno confermato la loro partecipazione, quindi che per il terzo anno consecutivo hanno ospitato Entula, quindi penso a Neoneli, Fordongianus, Nulvi, sono i primi che mi vengono in mente, ma ce ne sono stati anche di nuovi di cui siamo particolarmente felici, l'Unione dei Comuni del Meilogo, quindi intere unioni di comuni che aderiscono e che hanno voglia di programmare attività culturali insieme a noi. Dico programmare insieme perché effettivamente stiamo parlando veramente di anche qua di intelligenza connettiva, il valore aggiunto è il fatto veramente di costruire il programma insieme agli amministratori, agli operatori culturali di questi paesi, quindi i bibliotecari, le associazioni culturali. Credo sia per questo che il programma che viene fuori poi è veramente ricco e variegato, per cui ha dagli ospiti stranieri, adesso questa settimana ci sarà Anne-Jean Goemans, un'autrice olandese che sarà a Sarule, a Torralba e a Castelsardo, a autori sardi emergenti ma anche i più famosi, quindi veramente devo dire accontentiamo i gusti di tutti i tipi di lettori e soprattutto riusciamo a intercettare
i famosi non lettori. Insomma, il fine dei festival letterari dovrebbe essere quello di promuovere la lettura, cioè di suscitare la voglia di leggere in chi ancora non lo fa. In realtà sappiamo che a frequentare i festival letterari sono ovviamente i già lettori. In questo modo però, cioè creando dei piccoli eventi in piccoli centri, questi incontri sono dei pretesti per incontrarsi, per fare comunità, per sviluppare socialità, e quindi veramente si riesce ad avvicinare al libro e alla lettura qualcuno che ancora non ne ha avuto occasione o che ha sempre pensato che la lettura fosse qualcosa di noioso. Non è un'attività noiosa, non è un'attività solipsistica, la lettura è un'occasione di scambio, di confronto, di relazione, e credo che l'abbiamo dimostrato. Assolutamente. Tu sei una delle cofondatrici di Liberos e proprio la settimana scorsa infatti si è tenuto un importante convegno, Stile Liberos, il cui tema è un tema direi importantissimo, che forse ci fa capire veramente quanto sia importante che la cultura e soprattutto la lettura arrivi anche nei piccoli centri, che è il legame tra salute e cultura. Vuoi dirci un po' cosa è venuto fuori in questi termini? Sì, ogni anno all'interno del festival organizziamo un convegno che si chiama Stile Liberos, e negli anni scorsi l'abbiamo dedicato al rapporto tra cultura e sviluppo economico. Quest'anno invece, a partire da un volume che ci ha illuminato, che si intitola proprio Cultura e Salute, curato dal professor Enzo Grossi dello IULM di Milano, abbiamo scoperto che la partecipazione culturale, oltre a renderci diciamo più felici, ci rende anche più sani, e questo è misurabile ed è misurato, perché ci sono molti studi internazionali ma anche italiani che hanno messo in relazione la partecipazione culturale con la minore incidenza di malattie anche croniche, il minor ricorso ai farmaci, e quindi indirettamente, se volessimo fare un discorso anche semplicemente utilitaristico, una minore spesa del Servizio Sanitario Nazionale, per cui è facilissima l'equazione investimento in cultura uguale risparmio del Servizio Sanitario Nazionale. Insomma, questo chiaramente induce a un cambio di prospettiva radicale, perché non si tratta più di intrattenimento, di un lusso per chi ha la pancia piena, come spesso viene considerata la cultura, ma si tratta veramente di non solo di un diritto, ma di un investimento che rientra in una minore spesa in un altro servizio. Io credo che chiunque di noi preferirebbe spendere per stare bene anziché spendere perché sta male. Certo, quindi diciamo che ha un carattere preventivo, ci aiuta a prevenire piuttosto che a curare. Io ringrazio Francesca per essere stata con noi. Grazie a voi. Chiederei alla regia di mandare la prima immagine e chiamerei sul palco Carolina Bandinelli. Ciao. Ciao Carolina, benvenuta. Ciao, grazie. Allora, Carolina è autrice di questo libro che vedete, Il miglior lavoro del mondo. Diciamo due parole di te, una laurea in filosofia, poi hai deciso di avvicinarti un po' anche all'economia. Sì. Che tipo di economia innanzitutto e per quale ragione? Allora, dopo essermi laureata in filosofia mi sono sentita un po', come dire, troppo nelle teorie. Poi ho studiato a Siena, quindi lì tra le colline di Siena, con l'Io puro di Husserl, mi sentivo un po' distaccata dal resto del mondo, e allora ho deciso di andare a Londra con l'idea di essere in media res, dove le cose succedono. E poi ho deciso di dare retta ai miei critici che mi accusavano di essere troppo, come dire, intellettuale, troppo amante del pensiero e poco invece della pratica, e ho deciso di fare un master in impresa creativa e culturale, Creative and Cultural Entrepreneurship, senza bene sapere in realtà di che cosa si trattasse. Okay. Però la mia idea, per quanto vaga, era quella di capire come si può rendere i progetti, le idee, come si può realizzare i contenuti mentali. Dalla teoria alla prassi, sì. Esatto. Non credo di esserci riuscita personalmente, però mi sono appassionata all'idea di impresa, e mi sono appassionata all'idea di impresa laddove diventa impresa culturale e impresa sociale. E questa passione nasce da una iniziale incomprensione.
perché l'idea di un'impresa sociale o di un'impresa culturale di primo acchito mi sembrava semplicemente ossimorica. E quindi da lì è nata una ricerca su cosa vuol dire impresa sociale e soprattutto come questi due termini si ridefiniscono dal momento in cui vengono accoppiati, dal momento in cui l'uno aggettiva l'altro. Quindi cosa succede all'impresa, cosa succede alla società e soprattutto se si può parlare di un'economia etica, di che economia si tratta, ma anche di che etica si tratta. Quindi queste, diciamo, sono state le linee direttive del mio pensiero. Ok, da questo punto di vista si può dire comunque che quando si parla di impresa, si parla per forza di relazione tra individui, quindi di collaborazione, di più persone che lavorano assieme, di per sé questo è un processo sociale. Quindi nonostante diciamo, questo iniziale ossimoro, che poi è più legato forse direi al fatto che le imprese sono votate al profitto e spesso il profitto si pone diciamo, al di sopra delle esigenze sociali. Ma tu parti diciamo, da un'analisi che è poi quella Foucaultiana dell'essere imprenditori di se stessi. Diciamo che da questo punto di vista, esattamente come dicevamo poi ieri quando ci siamo incontrati la prima volta, si snoda anche in tutto il pensiero occidentale questa contrapposizione tra l'ontologia collettiva e l'ontologia individuale. In che modo secondo te si può risolvere questo conflitto, se di conflitto si tratta, oppure come tu dici nel libro, partendo appunto da Foucault, quello di essere imprenditori di se stessi, utilizzare il proprio capitale umano, investire su se stessi è forse la strada per arrivare al ricongiungimento tra sociale ed economico? Non sono sicura di dire esattamente questo, però e non sono neanche sicura di sapere qual è la soluzione. Avendo studiato filosofia sono molto più brava a individuare problemi, a fare domande che a dare risposte, quindi ogni volta che mi chiedono ma quindi secondo te come si deve fare, non lo so, però credo che il problema, come appunto dicevamo ieri, la tensione che c'è oggi tra da una parte l'individualità e l'imprenditore di se stesso, ma anche l'imprenditore tout court, è una figura che si snoda attorno all'ontologia individuale o a volte anche individualistica, nel senso che il discorso che si produce intorno all'imprenditore, il discorso dell'imprenditoria, è quello poi dell'attualizzazione delle capacità, delle virtù, dei valori, dei talenti del singolo. Spesso all'idea di imprenditore si associa anche, specialmente nella retorica anglosassone, un tratto quasi eroico, che riprende poi, se vuoi, il significato umanistico di impresa, no? L'impresa... Intrapresa, sì. Intrapresa, esatto. Quindi nel neoliberalismo poi l'imprenditore di se stesso è per definizione interessato al proprio interesse privato, che nell'impresa coincide col profitto. L'imprenditore di se stesso è un soggetto che mette a valore le proprie qualità umane. Questo, secondo me, è oggi molto vero. La maggior parte degli imprenditori o degli aspiranti imprenditori sociali che ho intervistato durante la mia ricerca replicavano questo discorso dicendomi che tramite l'impresa, tramite il business volevano esprimere loro stessi, le loro idee, le loro virtù, le loro qualità. E lo volevano fare per avere un impatto sociale positivo. Quindi abbiamo da una parte una dimensione sociale di responsabilità per l'altro da sé, che è un po' il significato generale, sostanziale di etica, occuparsi dell'altro da sé. Dall'altra però questo lo si fa attraverso l'impresa e quindi con una forma, con una categoria di espressione dell'individualità. Per cui abbiamo da una parte una forma dell'individuo e dall'altra parte una forma della collettività. E secondo me è molto interessante che vadano insieme. E è molto interessante perché non riguarda soltanto l'impresa o l'innovazione sociale, come settori, se così si possono chiamare, a sé stanti. Credo che riguardi proprio
un senso comune gramscianamente inteso, cioè un modo in cui si incomincia a vedere il mondo, un modo in cui si incomincia a dare senso alle cose. È banale dirlo, ma è rilevante, i social network, cioè la socialità dei social network cos'è? Una socialità che connette appunto degli individui, che rimangono individui, che esprimono la loro individualità, ma attraverso l'espressione della loro individualità si congiungono ad altri individui. O pensiamo per esempio al coworking, che rappresenta una modalità del lavoro, specialmente del lavoro culturale, del lavoro della conoscenza, che sta crescendo sempre di più. E che cos'è? È lavorare come individui, esprimersi come individui, portare avanti i propri progetti individuali, ma insieme agli altri. Quindi, secondo me, quello che sta succedendo, cioè quello che mi interesserebbe capire meglio, è proprio di che forma di socialità si sta parlando. Il nome di questo convegno è intelligenza connettiva. Allora, dal momento in cui ci si connette, dal momento in cui ci sono questo tipo di relazioni di rete, per esempio, sì. Cosa succede alle relazioni stesse? E questo è... Sì, in che modo cambia il sistema relazionale? Ma forse è proprio nell'avere degli obiettivi comuni, che poi è un po' anche ciò che attraversa tutte le persone che hai intervistato, no? Parliamo di persone, la frase che ricorre più spesso è voglio cambiare il mondo, sì. Voglio incidere sul mondo. Ora, per quanto sia, diciamo, qualcosa di enorme, forse più grande di ognuno di noi, perché ognuno di noi poi esattamente per il principio dell'intelligenza connettiva dà un impulso a cui seguono altri impulsi e solo dopo si arriva alla creazione poi dell'intelligenza collettiva che cambia veramente la collettività. Però da questo punto di vista vorrei mandare un piccolo filmato, sicuramente riconoscerei i protagonisti e poi proseguire la discussione. Possiamo mandare il primo filmato? Se vuoi lo puoi vedere anche da lì. Ah, capito. Well, let me begin by referring to something that I've already discussed. That is, if it is correct, as I believe it is, that a fundamental element of human nature is the need for creative work, for creative inquiry, for free creation without the arbitrary limiting effects of coercive institutions, then of course it will follow that a decent society should maximize the possibilities for this fundamental human characteristic to be realized. That means trying to overcome the elements of repression and oppression and destruction and coercion that exist in any existing society, ours for example, as a historical residue. Now, a federated, decentralized system of free associations incorporating economic as well as social institutions would be what I refer to as anarcho-syndicalism, and it seems to me that it is the appropriate form of social organization for an advanced technological society in which human beings do not have to be forced into the position of tools, of cogs in a machine, in which the creative urge, that I think is intrinsic to human nature, will in fact be able to realize itself in whatever way it will. I don't know all the ways in which it will. Je suis dans ma démarche beaucoup moins avancée, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky, c'est-à-dire que j'avoue n'être pas capable de définir, il n'y a plus forte raison de proposer un modèle de fonctionnement social idéal pour notre société scientifique ou technologique. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir
les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social. La justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. À vouloir tout de suite, enfin si on cherche tout de suite à donner le profil et la formule de la société future sans avoir bien fait la critique de tous les rapports de violence politique qui s'exercent dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer, même à travers des formes aussi nobles, apparemment aussi pures que celles du syndicalisme anarchiste. Questo era, come avete visto, forse due dei più grandi intellettuali del Novecento a confronto, un filmato, insomma, troviamo Beyoncé in HD ma non Foucault e Chomsky, quindi mi scuso per la qualità del filmato. Però vorrei proprio partire dall'ultima affermazione di Foucault. Quanto è profonda, quanto hai riscontrato sia profonda l'analisi da parte di questi changemaker, da parte di queste persone che hanno la volontà di cambiare le cose rispetto alla società in cui vivono? Cioè, è effettivamente quel fuoco da cui partono, da un'analisi precisa, diciamo puntuale delle istituzioni, del mondo in cui vivono, che parte l'idea di cambiamento? Hai riscontrato questo in alcuni... No, o meglio, non definirei, prima di tutto ci tengo a precisare che la mia è una ricerca qualitativa e quindi necessariamente limitata, certo, dove anche l'interpretazione della ricercatrice, in questo caso me, naturalmente influisce sui risultati, no? Quindi ovvio. Questo... No, non pretendo di dire nessun tipo di verità non è questo il luogo generale. delle verità esatto, assolute, non è quindi... questo il ruolo delle verità assolute. Okay. Quello che io ho riscontrato è che la spinta del changemaker, chiamiamolo così, dell'attore del cambiamento, imprenditore, innovatore sociale, più che da un'analisi sistemica e precisa, quindi da un'analisi in senso stretto della società e del paradigma, per esempio economico, in cui siamo immersi, quindi del neoliberalismo finanziario, nasce da un impeto molto più immediato, molto più relativo a come le conseguenze di questo sistema si abbattono, si ripercuotono nella sfera esperienziale del singolo. Per esempio, una ragazza inglese che lavora a Londra ha fondato il suo business qualche anno fa, peraltro con successo, quella che nel libro beve un succo alla fragola e banana, la cui etichetta giura che non contiene nessun conservante, proprio lei
mi disse che la sua idea di business nasceva dall'insoddisfazione circa il fatto che il luogo di nascita di un individuo ne determini poi la vita dal punto di vista delle opportunità. Quindi come mai quello che in inglese si chiama il postcode diventi determinante. Lei dice, beh, se uno nasce in un quartiere orribile, con degli spazi brutti, dove non c'è una biblioteca, dove le scuole sono di pessima qualità, naturalmente poi avrà opportunità diverse da una persona che invece nasce in centro, da una famiglia più agiata, che ha dei giardini pubblici con le aiuole carine, le pansé, eccetera, eccetera. Quelli magari hanno la... E tu condividi questo tipo di analisi? Da che punto di vista? Sì, sì, cioè, secondo te è vero. È vero? Beh, credo che il luogo in cui si nasce, il contesto culturale, sociale, ma anche proprio spaziale in cui si cresce, influenza sicuramente. E quindi lei poi ha creato il suo business per dare una risposta a questo bisogno, ma lei non ha fatto un discorso, come dire, di analisi sistemica di politica sociale o di disuguaglianza intrinseca a una gestione neoliberale del tessuto urbano. Lei ha detto, mi dà fastidio che le persone nascono in un posto brutto e quindi poi chiaramente siano depresse e quindi poi magari si drogano, e quindi io non voglio che questo succeda, e quindi voglio fare dei progetti di co-design, quindi design partecipativo con queste persone affinché si riappropriano del loro spazio. Quindi, vedi, è molto immediato. C'è un'esigenza è localizzato. Emergente quasi, insomma, Sì, dalla propria esperienza. Cioè, Foucault, nel video che ci hai mostrato, tra l'altro far vedere a me un video di Foucault è tipo come far vedere a un tifoso di calcio, tipo i migliori gol della sua scuola del cuore. Cioè, sì, no, io lo amo proprio. Foucault lo dice, il politico è anche laddove, o forse proprio laddove, forse oggi soprattutto laddove non si vede, soprattutto laddove si pretende sia escluso. Questa ragazza, quando io le chiesi se lei si identificava in qualsivoglia sistema di valori politici, mi rispose no, assolutamente, a me non mi interessa della politica, ma la sua azione era politica. Certo. Cioè nel momento in cui tu dici che le persone devono avere le stesse opportunità e che queste opportunità dipendono anche da una serie di fattori culturali, sociali, eccetera, tu fai un discorso politico. Tu fai un discorso politico per l'appunto di sinistra anche. E però questo significante politica sinistra era assolutamente escluso dal suo discorso. Però c'è, e quindi quello che secondo me è anche interessante dell'impresa sociale oggi, con tutto ciò che significa, è che è un luogo comunque politico, ha un ruolo di azione politica. Ma questo senza dubbio, alla fine, ma lo vediamo, l'hai visto anche con Liberos, che certo. Insomma, credo faccia politica più di tanti altri movimenti invece partitici. E quindi c'è rimasta forse questa più di altre strade da percorrere, quella dell'impresa in una società, diciamo, capitalistica, neoliberista, come strada per percorrere il cambiamento. Cioè è forse la strada in cui si hanno più libertà di muoversi? Cioè, cosa pensi da questo punto di vista? Credo che sia avvertita così, credo che non sia strano, che sia molto comprensibile che la genealogia di qualcosa come l'impresa sociale, cioè la genealogia di una forma imprenditoriale che diventa strumento di azione anche politica, sia facilmente tracciabile. Nel senso che viviamo in un momento in cui prima di tutto siamo immersi nel neoliberalismo, per cui non è che uno decide di non esserlo soltanto perché ha letto un libro un giorno, cioè non importa, no? Puoi anche sapere il capitale a memoria, ma sei un soggetto neoliberale per definizione. Quindi il problema diventa cosa si può fare all'interno di un paradigma neoliberale, cioè il problema diventa cosa può fare un imprenditore di se stesso, che è tale perché è prodotto da un certo tipo di sistema, non per negare l'individualità e la soggettività, ma certo, siamo comunque frutto dei tempi in cui viviamo. Esatto, poi ognuno negozia con i simboli e i significati culturali e politici ovviamente a suo modo, ma questo, d'altro canto, specialmente adesso, negli ultimi anni, mi sembra in modo sempre più prepotente,
si sta sviluppando un sentimento di antipolitica, la famosa antipolitica, e poi credo che altro non sia se non la sfiducia nel sistema della democrazia rappresentativa. Esatto. La rappresentanza risulta sempre più una parola vuota, un significante vuoto. Credo... Non ci si sente rappresentati, forse, neanche questo. Non ci si sente rappresentati, ma anche pensa per esempio alle vicende in Grecia, a Tsipras, a un referendum che vince, che la sovranità popolare si esercita, che dà una risposta e poi le cose vanno in un modo completamente diverso. Ma anche nella situazione italiana, cioè tu hai deciso che Renzi era il premier personalmente, cioè, non si capisce quando è che sono state le ultime elezioni, va bene se legge il Parlamento, non si legge il governo, comunque. E questo è un discorso che si applica più o meno a tutto il mondo occidentale. Ma di per sé si applica alla democrazia forse da quando è nata, alla fine. Sì, cioè, però si può pensare che quando c'era lo Stato-nazione probabilmente il meccanismo era un po' più semplice, forse, più rintracciabile almeno, nel senso che adesso in un mercato globale con un potere finanziario globale che oltre a essere molto difficile da comprendere è anche autopoietico, cioè si sostiene assolutamente da solo. È molto difficile pensare che qualcuno al posto tuo possa fare qualcosa per te. E questo sono proprio delle condizioni materiali, cioè non è soltanto una crisi dell'ideologia come si dice, ma sono proprio delle condizioni materiali e quindi da queste condizioni materiali nasce a sua volta, secondo me, una nuova ideologia, che è quella della post-ideologia, Grillo. Basta con l'ideologia, non è vero, cioè è un'ideologia di per sé anche questa, non esce da... Non sfugge dallo schema. Però in questo contesto in cui i movimenti sociali sembrano aver fallito, e poi è discutibile ma l'impressione è questa, noi trentenni siamo figli di genitori che ci hanno spiegato come Gaber che la loro generazione aveva perso, in cui i partiti convincono sempre meno la casta, la corruzione, eccetera, eccetera, e in cui tra l'altro i lavori stabili, corporate, non ci sono più. Ci troviamo in un contesto in cui vogliamo esprimere i nostri valori perché comunque ci hanno anche insegnato che gli animali sono bellini e non vanno mangiati e che bisogna riciclare i nostri rifiuti perché altrimenti tra 10 anni moriremo tutti. Quindi viviamo anche in questa condizione un po' apocalittica in cui sentiamo che dobbiamo fare qualcosa, però come partiti no, come movimenti no. Volontariato sì, magari, però dobbiamo anche lavorare. Certo. Nessuno ce lo dà un lavoro stabile e quindi l'idea di crearsi un lavoro attraverso il quale potersi mantenere e anche esprimere le virtù e i valori del nostro io, del nostro sé, che così tanto amiamo curare perché non sappiamo di che cos'altro curarci oggi, è un'alternativa quasi inevitabile? Da come l'hai descritta forse è l'unica. Una delle uniche, poi bisogna vedere cosa succede, sì, no? certo. Cioè è un work in progress, nel senso che è un processo. Ci sono degli aspetti promettenti e forse degli aspetti preoccupanti, come in tutto. C'è un'ambiguità, secondo me, poi di fondo. Sì, chiaramente la cosa difficile è innanzitutto una delle discussioni che affronto più spesso con chi si occupa di impresa sociale è spiegare che innanzitutto un'impresa deve stare in piedi per poter essere tale. Certo. Quindi questa è una grande difficoltà perché poi chiaramente c'è quasi una separazione, no? Poi noi sappiamo le imprese sono lì non per fare le orsoline, no? Quindi sono lì perché devono fare profitto, quando uno è un'impresa deve fare profitto, quantomeno non ci deve perdere, questa di solito è la norma. E il grande problema è che poi bisogna trovare un equilibrio con il conto economico, ma qua torniamo sempre a, diciamo, il fatto che il capitalismo neoliberalista che tutti quanti noi conosciamo è forse vittima di quel pensiero calcolante di Heidegger di cui poi magari parliamo dopo. Io adesso vorrei farti vedere un filmato perché poi parliamo proprio di questo, cioè vorrei parlare di in che modo appunto gli strumenti, la tecnica, ma di questo poi parli ampiamente nel libro, influenzano il nostro modo di agire. Insomma, gli strumenti non sono neutri, così come diciamo spesso noi la moneta non è neutrale. Possiamo avere l'altro filmato dalla regia?
I have just one more. This has to do with the Ford Pinto. I'm not sure if you're aware of the recent revelations that have come out about the production of that car. Ford produced it knowing full well that in any rear-end collision, the gas tank would blow up because they had failed to install a $13 plastic block in front of the gas tank. And Ford estimated in an internal memo that that would cost about 200 lives a year. And they estimated further that the cost of each life would be $200,000. They multiplied and they found that the cost of installing those blocks in each of the cars would be more than the cost of saving those 200 lives. And over the past 7 years, the car has been produced and over 1,000 lives have been lost. It seems to me that Ford did what would be the right thing according to your policy. And yet that seems to me to be very wrong. Well, let me ask you, let's suppose it would have cost $1 billion per person. Should Ford have put them in nonetheless? But it wasn't a question of you know that you're really only of arguing about price. You're not arguing about principle. No. Because you cannot, nobody can take the principle. Nobody can accept the principle that an infinite value should be put on an individual life. Because in order to get the money involved, in order to get the resources involved, it's not money. In order to get the resources, they have to come from somewhere. And you want the policy which maximizes the situation overall. You cannot accept a situation that 1 million people should starve in order to provide one person with a car that is completely safe. That's absolutely right. Right, and therefore you're not arguing anything about principle. You're just arguing whether Ford used $200,000 was the right number or not. No, I'm not arguing Suppose that it were at all. $200 million. No. Suppose it were $200 million. What should Ford have done? $200 million for what? Suppose it would have cost $200 million per life saved. Should Ford still have spent that $200 million? You mean per... That's not the question. That's not really the question. Yes, it is a question. Yes, that's the principle of the question. That's the only principle involved. I don't know whether Ford did came to the right answer or not. That's a question of whether these numbers are valid numbers for the relative costs of different things. We're not arguing about a principle. If you once agree with me that if it had been $200 million, the cost per life saved would have been $200 million, you would not argue. Of course it is a question. Every one of us separately in this room could, at a cost, reduce his risk of dying tomorrow. You don't have to walk across the street. Of course. The question is he willing to pay for it? And the question here he should be raising, if he wants to raise a question of principle, the principle he should raise is whether Ford wasn't required to attach to this car the statement, we have made this car $13 cheaper, and therefore it is whatever the percent is, it is 1% more risky for you to buy. But why? Now then he would be arguing a real question of principle. Why should they do that? Doesn't that interfere with the free enterprise system that you're touting? Why not? Because the consumer should be free to decide what risk he wants to bear. If you want to pay $13 extra for that, you should be free to do it. If you don't want to pay $13... Wait, excuse me, we have to keep it to the audio over here. So then the government does have the right to require information of corporations, is that right? No, the government has a right to provide courts of law in which corporations that deliberately conceal material that is relevant can be sued for fraud and made to pay very heavy expenses. And that is a desirable part of the market, of course. What I'm trying to say to you is that these things are really a little bit more subtle and sophisticated than you are at first led to believe. You can't get easy answers along this line, because your way of putting it really doesn't really get at the fundamental principles involved. The real fundamental principle is that people individually should be free to decide how much they're willing to pay for reducing the chances of their death. Now, people mostly aren't willing to pay very much. I personally regard this as very, very illogical. I see people on all sides of me smoking. Now, there's no doubt, nobody denies that increases their chance of death. I'm not saying they shouldn't be free to smoke, don't misunderstand me. I just think they're fools to do it. And I know they're fools because I quit on the basis of the evidence 18 years ago. Era chiaramente Milton Friedman.
La cosa che mi colpì la prima volta che vidi questo filmato, vabbè, oltre alle qualità di oratore di Friedman, mi colpì quasi la totale mancanza di empatia di questa persona, ma ancora di più mi colpì il fatto che si potesse davvero credere che tutti noi siamo liberi di scegliere quanto spendere per avere salva la vita o meno. Okay? La mercatocrazia non è una democrazia, chiaramente è vero, il consumatore è come dire, la divinità che sceglie, decide, decreta il successo o l'insuccesso nell'ambito delle imprese, siano esse sociali o meno, ma effettivamente non c'è una testa per ogni capo, non è una testa un voto. Da questo punto di vista ritieni sia possibile effettivamente superare questo tipo di problematica attraverso la creazione di giochi a somma positiva nell'ambito dell'impresa? Nella teoria neoliberalista i giochi sono sempre, quasi sempre a somma zero, nel senso uno vince, uno perde, no? Con l'impresa sociale si può pensare, con un'idea di impresa sociale che poi ha attraversato, ha avuto preconizzatori importanti anche in Italia, pensiamo ad Olivetti, si può veramente immaginare di uscire da certe logiche, dall'immaginare che effettivamente il mercato possa risolvere qualsiasi problema, e tu ritieni che il mercato, così come oggi, quindi partendo da una preesistenza che non ci fa partire tutti dallo stesso punto di partenza, possa essere veramente la risoluzione di ogni problema, o che forse dobbiamo attraverso la collaborazione creare nuovi modelli? Il mercato non è la soluzione a ogni problema, cioè, di questo sono sicura. Ho pochissime certezze nella vita, ma di questo sono assolutamente sicura. Ma, e qui ritorno un attimo a Foucault, perché Foucault dice nella Nascita della biopolitica, un libro bellissimo che lui ha scritto fine anni 70, inizio anni 80, dice: non è vero che nel neoliberalismo noi si crede che il mercato vada lasciato fare. Questo era vero nel liberalismo. Quindi non è vero che noi agiamo e crediamo, agiamo di conseguenza al fatto che crediamo che il mercato risolva da sé dei problemi, che il mercato sia un meccanismo naturale, un dato naturale. Il mercato, dice Foucault, nel neoliberalismo non è infatti il mercato dello scambio, della domanda e dell'offerta, del gioco naturale dei prezzi, come descritto dagli economisti neoclassici, classici e neoclassici, poi sempre paura di sbagliare, ma insomma. È invece il mercato per l'appunto imprenditoriale, ma l'impresa si basa sulla competizione. E la competizione, dice Foucault, non è un dato naturale, non è un meccanismo naturale, bensì è un gioco formale di diseguaglianze. Per competere, perché ci sia competizione, e la competizione è essenziale all'impresa, ci deve essere diseguaglianza. Ma la diseguaglianza è qualcosa che deve essere costantemente creata, bisogna creare le condizioni sociali della diseguaglianza. Dunque il potere politico... E ci sono riusciti bene. Benissimo, mi sembra ottimo, infatti. Dunque il potere politico si occupa di questo, in realtà non si occupa di lasciare stare il mercato, tutt'altro, si occupa di creare le condizioni sociali affinché il mercato possa continuare a funzionare, si occupa di creare le condizioni affinché l'individuo si soggettivi nella forma appunto dell'imprenditore di se stesso. Però è vero anche che se da una parte l'impresa sussume ciò che tradizionalmente è considerato come non economico, per cui i propri valori, le virtù, le idee, i talenti, in un paradigma economico, è vero anche il contrario. Nel senso, è vero anche che comunque l'impresa permette all'economico di reintegrare, di dare valore a un elemento, un fattore umano. Quindi c'è un'ambiguità di fondo nell'idea di impresa che secondo me, ecco, l'impresa è una specie di Giano bifronte che connette due o più ambiti
semantici, simbolici molto diversi, l'ambito economico, calcolabile, calcolato, quantitativo, l'ambito, per così dire, umano, incalcolabile, qualitativo, irriducibile a qualsiasi misura. E questa è la sua ambiguità di fondo. Nell'impresa sociale questa ambiguità, questa ambivalenza, questo connettere due sistemi valoriali differenti, viene portato a una delle sue espressioni più compiute probabilmente, più formalizzate, più articolate. Questo di per sé ambiguo, è un farmacon, Platone parlava di farmacon per dire che può essere sia un veleno sia una cura. Perché è un farmacon? Perché da una parte abbiamo la possibilità, attraverso l'impresa, di dirigere certi strumenti, e qui poi è un po' complicato, ma comunque di percorrere certe azioni che cercano di portare l'economia al suo significato originario di gestione delle risorse collettive. E probabilmente è una delle poche forme in cui oggi questo è possibile per il singolo o per i gruppi di singoli. D'altra parte, però, siccome l'impresa poi funziona all'interno di un mercato e, come tu hai detto, un'impresa fallita è un'impresa che non c'è più. Allora che cosa succede? Succede che in una certa misura il mercato diventa il luogo di validazione, il luogo di verificazione delle virtù, dei talenti e dei valori individuali. Che ne è di una bella idea per cambiare il mondo che non è traducibile in un business plan che funziona? Questo è il problema di qualcosa come l'impresa sociale. Come si può riuscire a stare in questa ambiguità, in equilibrio ma senza cadere? Io credo che si debba anche, come dire, credo che il movimento dell'impresa sociale, se così si può chiamare, o il discorso sull'impresa sociale si debba confrontare con questo problema, con questo dato di fatto, con questa realtà, insomma, senza averne paura. Cioè, finché siamo comunque in un sistema economico che funziona in un certo modo, non si può pensare di agirne ai margini o di creare delle pieghe nel sistema ed essere contenti così. Bisogna affrontarlo. Io non so come, però. Invece molto spesso c'è la tendenza a creare le riserve indiane e questo chiaramente non crea neanche nessun tipo di effetto contagio. Cioè, se andiamo a vedere poi il lavoro di alcuni DES, alcuni sì, vivono nella comunità, vivono in mezzo alle altre imprese, ma degli altri invece vivono di delle convinzioni, dei dogmi molto stretti che tagliano fuori, questo proprio perché non si sentono parte di qualcosa di cui in realtà non possono che essere parte, e quindi questo gli taglia un po' fuori. Però quello che alla fine è interessante, e qua poi chiudiamo questa nostra conversazione, è proprio nel tuo libro, che è un libro alla fine con un'analisi anche abbastanza profonda dal punto di vista filosofico. Ti dirò la verità, io non mi aspettavo quel tipo di libro da quel titolo, quindi la mia domanda vuole essere anche questa. Come mai il miglior lavoro del mondo? L'ha scelto l'editore. Ah, ecco. Sì, perché non c'entra proprio niente, è stata... Io gli ho detto, ma non c'entra niente. E lui mi ha detto, così deve essere. È proprio questo il bello, perché così la gente lo compra, poi è gratis, ma comunque lo legge, e dice, che cosa c'entra il titolo? Così. E prende un pubblico più vasto. No, questa è una domanda per l'editore. Però è vero che molte delle persone che ho intervistato sostengono che fare l'imprenditore e l'imprenditore sociale sia il miglior lavoro del mondo, e qui poi c'è il problema proprio del lavoro. Sì, che poi una delle cose carine, poi ci salutiamo veramente, è stato il modo in cui tu racconti e fai un po' il quadro di queste persone. Io ho preparato una foto in regia, ci potete mandare la foto di quei due ragazzi, per cortesia? Quei due ragazzi? L'immagine di queste persone, io mi sono immaginato un po' degli hipster fatti super giù così, in questo modo. Sì.
Ed è interessante come, senza dare veramente nessun giudizio di qualità, nessun giudizio morale su queste persone, alla fine venga fuori un identikit piuttosto preciso. Ciò che mi ha colpito, ed è anche la domanda che ti voglio fare, è che buona parte di questi, escluso forse uno, che è quel poveretto che dice dopo un anno che ho provato a cambiare il mondo, poi ho perso e purtroppo non c'è stato nulla da fare. Tutti gli altri, sia quella che lavora nell'atelier della mamma, mi è sembrato quasi che potessero permettersi di passare qualche anno a pensare di cambiare il mondo. Cioè, è così? Credo che ci vorrebbe una ricerca magari anche di tipo quantitativo con un No, rispetto a quelli che hai incontrato tu. Rispetto a quelli che ho incontrato io sì, certo, chiaramente. Voglio dire, per mettere su una start-up o un'impresa ci vuole un capitale iniziale che può essere anche soltanto il capitale del tempo che tu hai da dedicare a un progetto. Per cui sì, devi avere la possibilità di farlo, banalmente. Altrimenti devi andare a lavorare. Sì, certo, puoi lavorare poi di notte nel tuo garage per farti venire in mente un'idea brillante, ma questa è una visione assolutamente elitaria, poi non funziona così. Sì, no, è quello che... Ma anche solo, pensa anche dal punto di vista meno materiale, in senso marxista del termine, e più esistenziale. Per avere la fiducia in se stessi, per credere in se stessi così tanto da pensare di poter cambiare addirittura il mondo, per quanto sappiamo che questo significante così vago ed enfatico poi si riferisce di volta in volta a delle porzioni di mondo, ma per avere questo tipo di rapporto con se stesso ci vuole una sicurezza di sé tale che, insomma, naturalmente si rifà anche ad un'educazione e a un background culturale che non esiterei a definire medio-alto borghese. E questo è un po' una cosa ricorrente, no? Cioè, se pensiamo anche al movimento del 68, insomma, Pasolini lo diceva bene, quindi anche, è ricorsivo, quindi questo, secondo te? Oppure, sì. Perché ieri parlavamo, adesso dico perché, ieri avevamo ospite un antropologo nostrano, Bacchisio Bandino, sì, c'era, molto bello, che parlava di Michelangelo Pira, parlavamo proprio di questo, anche in riferimento a quello che dicevi prima rispetto al postal code. Spesso anche veramente nei posti dove meno ti aspetteresti di trovare il cambiamento, cioè che sia Bitti, come dicevamo ieri, Michelangelo Pira che preconizza internet prima di tutti quanti a quanto pare, o Grauso che fa insomma Italia Online a Cagliari, piuttosto che nel nostro piccolo, in un paesino di 10.000 abitanti, la provincia più povera d'Italia, nascono piccole sacche di cambiamento. Quello che mi sembra di vedere è, cioè ciò che ho visto attraversare dalle storie di queste persone è anche l'inconsistenza spesso dell'idea di cambiamento che si portano dietro. Forse la mancanza del bisogno, qua arriva la domanda, gli porta ad una visione di cambiamento inconsistente. È possibile. Io credo che questo sia assolutamente possibile e credo anche che ci sia un altro motivo di tipo ideologico. Credo che intorno all'idea di cambiamento, specialmente nel mondo anglofono, anglosassone, ma sempre di più anche in Italia, si stia creando una sorta di ideologia intesa come visione del mondo, intesa come sistema di valori, dove ciò che è nuovo e ciò che è cambiamento è di per sé buono. Per cui ci si trova in un contesto discorsivo e culturale in cui la parola cambiamento viene mobilitata in una varietà di scenari e naturalmente quindi assume una valenza ideologica e spesso viene usata senza poi questionarla. Quando si parla di cambiamento bisognerebbe domandarsi per esempio da cosa a cosa è questo cambiamento, cambiare cosa, cambiare come, dove, quando. Si può anche cambiare in peggio, è possibilissimo, sì. voglio dire.
Una cosa nuova non è di per sé migliore, una cosa innovativa non è di per sé migliore di una cosa non innovativa. Semplicemente diversa, sì. Quindi credo che un altro dei pericoli dell'impresa sociale, del discorso sull'impresa sociale, sia il suo potenziale ideologico, che ha anche a che vedere, per quanto riguarda il tipo di persone le cui storie io racconto nel libro, con una cultura del cosiddetto self-branding, in cui fare di sé, presentarsi come colui o colei che cambia le cose, oggi è molto alla moda, per usare un termine che userebbe mia nonna, è comunque alla moda, è comunque essenziale. Anzi, in certi contesti viene prima l'atto del branding, viene prima l'atto di creare una propria persona che risponde ai tratti dell'attore del cambiamento, quindi viene prima questo che l'essere di fatto una persona che fa delle azioni che poi causano un cambiamento. Prima di poter attrarre dei fondi di investimento, prima di poter stabilire delle partnership utili, bisogna che tu in una certa scena sia visto come quello o quella che ha quel twist, quel qualcosa in più, quel qualcosa in più dell'imprenditore e dell'imprenditrice sociale. Quindi sicuramente c'è anche una dimensione ideologica da cui bisogna, credo, guardarsi, o comunque prenderne atto, ecco, se non altro. Assolutamente. Io ti ringrazio per la tua presenza, ringrazio anche voi per l'ascolto, mandiamo i titoli di coda. Grazie ancora. Grazie. Andiamo.